Sindaco, ecco, si discute tanto di Covid a Ribera, una situazione in ospedale, qual è attualmente, diciamo, la situazione all'ospedale, anche perché il futuro di questa importante struttura? Ma la situazione relativamente al Covid in generale a Ribera è migliorata nelle ultime settimane, sia in termini di soggetti positivi, siamo soltanto a 3 soggetti positivi con altri 4-5 che sono in isolamento fiduciario presso la propria abitazione, e anche i ricoveri in ospedali adesso sono molto limitati, abbiamo soltanto pochi ricoveri, fortunatamente soltanto uno in terapia intensiva. Per quanto riguarda la struttura è stata potenziata dal punto di vista dei reparti, abbiamo l'unità operativa complessa di malattie infettive, si sta lavorando perché possa aggiungersi quella di pneumologia, stanno arrivando medici e sanitari perché avere le strutture, avere le unità operative ma non avere il personale serve a poco, e in questo l'attenzione del direttore Zappia dell'ASP negli ultimi periodi è sempre più cresciuta. Il problema che abbiamo, e oggi pomeriggio c'è un tavolo tecnico, è quello che riguarda invece il centro di emergenza. Sono stati stanziati per il pronto soccorso generalista, cosiddetto generalista, 180.000 euro per dei lavori, considerato che il pronto soccorso ordinario che avevamo è stato dedicato al Covid, e quindi l'esigenza è quel comprensorio che non è soltanto Ribera ma abbraccia tutti i comuni vicini, dalla montagna alla vicina Caltabellò e alla vicina Cattolica Eraclea, è quello di avere un punto di emergenza che possa soddisfare le esigenze, di modo che si possa anche alleggerire la situazione del pronto soccorso della vicina Sciacca, dell'ospedale di Sciacca. E voglio ricordare che siamo un distretto unico, Sciacca-Ribera, ma è chiaro che se si inflaziona tutto su Sciacca, anche là vanno in crisi, e quindi la risposta sanitaria alle nostre comunità lascia a desiderare. Quindi è fondamentale che partino quanto prima i lavori per il pronto soccorso generalista dell'ospedale di Ribera, così che questa struttura possa avere un punto di emergenza importante e poi arricchirsi delle altre specialità che già sono state stabilite con atto deliberativo. Qualche altra novità in seno alla sua amministrazione attiva, Sindaco? Ma stiamo lavorando per far partire con l'inizio del nuovo anno scolastico immediatamente la mensa. Doveva partire il 4, stamattina il dirigente dell'ufficio tecnico mi chiama e mi avvisa che c'è un problema nella struttura dell'impianto di gas, e quindi si ritarderà di una settimana il tempo di provvedere a sistemarlo. Spero di aprire quanto prima l'asilo nido, e poi stiamo lavorando a dei finanziamenti importanti, quello di efficientamento energetico di un importante istituto comprensivo, la Don Bosco Navarro. Si metterà in efficientamento energetico la struttura della Don Bosco per 180.000 euro. Sto lavorando alacremente perché si possa ottenere, è già stato deliberato in giunta regionale, il finanziamento per la riqualificazione dello stadio Nino Novara per 1.600.000 euro. Bisognerà affidare l'incarico per il progetto esecutivo, e stiamo lavorando anche alla riqualificazione di alcuni siti, alcuni quartieri della nostra città. Stiamo predisponendo un progetto di riqualificazione, c'è già uno studio di fattibilità, si darà l'incarico per il progetto esecutivo per la riqualificazione del quartiere di Via Tevere, che tantissimi anni fa, circa 25 anni fa, è stato colpito da una frana ed è diventato un ricettacolo per extracomunitari che spacciano. Notizia delle ultime settimane di un intervento di un blitz che ha sgominato una banda di spacciatori che si annidavano in quelle palazzine abbandonate. Si sta lavorando anche alla realizzazione di progetti che possono riqualificare l'ex mercato ortofrutticolo, e poi l'impegno che voglio portare avanti con tempestività, con tutte le difficoltà del caso, è quello di allargare il centro di raccolta dei rifiuti, cercando di spostarlo dalla isola ecologica dove si trova ora e che inquina un intero quartiere, quello del cosiddetto quartiere Niascita o Cozzo di Mastro Giovanni, in un'altra zona che abbiamo individuato e che è fuori dalla città. Ci sono tutti questi lavori in cantiere, si sta lavorando, certo.
abbiamo la carenza di personale, abbiamo la carenza di risorse umane qualificate. Oggi siamo qua ad Agrigento proprio per parlare di questo, insieme al Presidente del Consorzio Universitario, all'assessore Zambuto, al Professore Luisi, a Sua Eccellenza il Prefetto, cioè quello di poter far partire una qualificazione continua, costante delle professionalità all'interno delle strutture burocratiche dei comuni, perché la difficoltà maggiore che ho trovato in quasi un anno, in questi 11 mesi di mio mandato, non è soltanto quella economico-finanziaria che ho trovato disastrata, ma soprattutto è quella di un personale che non risponde in pieno ai criteri, ai principi di efficienza. Sindaco, un'ultima domanda, parlando di Ribera si parla di arance, di Washington Navel. Ecco, qual è la situazione nel settore e se farete qualcosa in vista, come solitamente avete fatto, diciamo, gli altri anni? Sicuramente sì, si preparerà, già c'è un progetto che vuole continuare a promuovere, ma in maniera intelligente, la nostra arancia, che rappresenta la nostra eccellenza. La situazione, devo dire, è migliorata negli ultimi anni, nonostante la pandemia le imprese agricole hanno registrato un incremento di fatturato, la produzione, anche quella attuale che comincerà ai primi di novembre, sembra farci ben sperare, c'è un ottimo prodotto, un ottimo frutto, e quindi l'agrumicoltura continua ad essere il motore trainante della nostra economia. Legato a questo va affrontato con serietà ed impegno il problema dell'acqua, dell'approvvigionamento idrico per uso irriguo. Dobbiamo garantire ai nostri agricoltori, alle nostre imprese agricole, perché si possa continuare ad avere futuro e a programmare e non vivere di emergenze, l'avere certezza nell'approvvigionamento per usi irrigui. C'è stato un incontro con i dirigenti del Consorzio, si aggiornerà un tavolo tecnico la prossima settimana proprio per fare il punto sui progetti che si stanno presentando in questa direzione. Li abbiamo esaminati preliminarmente, ci sono 2 progetti importanti che potrebbero assicurare il fatto che la diga Castello, che l'invaso che garantisce l'acqua al territorio e al comprensorio riberese, perché non è solo Ribera ma è un intero comprensorio che produce agrumicoltura di qualità di eccellenza e frutticoltura di qualità di eccellenza, l'approvvigionamento costante, tranquillo, sereno, che deve passare necessariamente attraverso la stipula di una convenzione tra l'Enel, che è il concessionario di alcune dighe tipo la Raia di Prizzi, oltre che del Gammauta, il Consorzio di Bonifica della Regione Siciliana, perché voglio ricordare a tutti che la famosa legge Galli disciplina che l'acqua serve prima per usi umani, poi per uso agricolo ed infine per usi industriali. Quindi è necessario garantire l'approvvigionamento idrico e poi garantire un'interconnessione tra dighe che possa far stare sereni gli agricoltori e gli imprenditori agricoli di poter programmare le proprie stagioni dedicate alla produzione o della frutticoltura, delle pesche nel territorio di Bivona, dell'olio, quindi dell'oliva nel nostro territorio, ma soprattutto del nostro prodotto di eccellenza che è l'arancia.